Ieri cerimonia del passaggio del testimone al Sor Optimis Club di Agrigento. Olga Milano ha passato il testimone a Margherita Trupiano celebrando il Sor Optimis Day. L'occasione ha permesso alle socie di effettuare il consueto scambio di auguri natalizi. È stato sicuramente un periodo non facile, abbastanza difficile, però devo dire che questo non ci ha impedito di mostrare tutta la nostra forza, la nostra coesione e tutti i progetti che siamo riusciti di fatto a portare avanti. Io lascio con piacere il passaggio della campana alla stimatissima amica che energica e dinamica come sempre sta portando e porterà avanti il club nel migliore dei modi. Grazie Margherita. Con quale spirito affronta questo incarico? Io intanto voglio ringraziare Olga Milano, le ho tributato grande riconoscimento per il lavoro svolto in un momento difficilissimo e grazie ad Olga ancora per aver tracciato un percorso che noi continueremo a seguire perché certamente è in linea con quello che è lo spirito Sor Optimista. È una serata importante, questa è il Sor Optimist Day, celebra i diritti umani e noi questa sera, in questa serata, abbiamo racchiuso tutto il credo Sor Optimista, diritti umani per tutti e per le donne. Oggi il passaggio della campana si dà via al nuovo anno con l'impegno anche della tua presenza a livello nazionale. Sì, acceleriamo il cambiamento del Sor Optimis, questo è il motto della nostra Presidente nazionale Giovanna Guercio, che in questo biennio desidera un impegno ulteriore, uno sforzo ulteriore dopo il duro periodo della pandemia che ahimè sembra non lasciarci ancora, però con il nostro solito voler fare, riuscire nei nostri intenti, seguiamo anche per questo biennio tutti i nostri obiettivi per creare delle opportunità alle donne, alle ragazze e alle comunità più emarginate del mondo. Siamo qua oggi per il Sor Optimist Day che lo festeggiamo insieme a tutte le Sor Ottimiste del mondo, siamo 82.000 e desideriamo ancora aumentare il numero delle socie e il numero dei club nel mondo. Siamo divise in 5 federazioni e iniziamo il biennio della Presidente internazionale Maureen Maguire, Opening the Doors for a Bright Future, quindi aprire le porte a un futuro brillante, un futuro luminoso per noi e per tutta l'umanità, uomini e donne. E veniamo anche da un periodo di 16 giorni di attivismo Orange the World che concludiamo oggi, e quindi una grande festa per il club di Agrigento ma per tutta la comunità del Sor Optimist e per tutto il mondo.